Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Riesce a metà lo sciopero degli ombrelloni, proclamato solo da alcune organizzazioni dopo lo stop dell'Europa alle concessioni demaniali, una decisione che riapre di fatto le gare per accaparrarsi gli stabilimenti balneari. Vedremo la situazione a Mondello. Scarichi fognari, divieti di balneazione, la costa della Cese alle porte di Catania è tra le più belle del Mediterraneo, ma una serie di ostacoli allontanano i bagnanti. La siccità non abbandona la Sicilia neanche dopo le piogge dei giorni scorsi, resta critica la fornitura di acqua potabile in più province. Il sindaco di Agrigento: ci sono 4 pozzi mai utilizzati. Invasi in progressiva agonia con i pesci da traslocare. Se muoiono, l'acqua dei bacini non potrà essere usata per bere. Carpe, persici, carassi saranno trasferiti in altri specchi d'acqua. Soddisfatti i lavoratori per il piano di occupazione all'ex Bluetech, in 530 saranno assunti dal gruppo Pelligra, pensionamento anticipato per 183. Dopo quasi 13 anni di incertezze, commentano a Termini Imerese, è come vivere un sogno. Fiorella Mannoia, attesa stasera alla Villa Bellini di Catania dopo il magnifico ritratto delle donne di oggi con Mariposa, vincitrice del premio Bardotti a Sanremo, sarà di scena domani a Palermo e lunedì a Tindari. Calcio, corsa contro il tempo a Catania, alle 17 scade il termine per il deposito delle garanzie finanziarie a copertura del Monte Ingaggi, ancora silenzio dai vertici. Palermo scatenato sul mercato, dopo Apuà preso anche Verre, per il centrocampista si tratta di un ritorno in rosanero. A Trapani in arrivo Carriero. Bentrovati. Sciopero dei balneari a macchia di leopardo in Sicilia. Riesce a metà la protesta dei balneari contro la decisione del governo di mettere a gara le concessioni per gli stabilimenti balneari senza regole chiare. Siamo andati a Mondello con Marco Gullà. Ombrelloni chiusi per 2 ore in segno di protesta per la poca chiarezza del governo sulle concessioni balneari e la protesta dei titolari di lidi e stabilimenti legata ai continui rinvii da parte del governo sul dossier delle concessioni delle spiagge. Gli operatori del settore chiedono al governo regole chiare e uniformate a livello nazionale per le gare. Qui siamo a Mondello e, come vediamo, il noto stabilimento italo-belga ha aderito alla protesta. Raggiungiamo al telefono Antonio Gristina, amministratore delegato dello stabilimento palermitano. Quello che noi chiediamo è attenzione al settore. Purtroppo non soltanto negli ultimi tempi, in particolare negli ultimi tempi, oramai da 15 anni il settore è stato abbandonato e negli ultimi tempi è stato materialmente massacrato, per cui si è arrivati a una situazione che era assolutamente inevitabile, assolutamente impreparata. Il nodo resta la procedura di infrazione europea che pende sull'Italia, accusata di non aver ancora fatto partire le gare sulle concessioni previste dalla direttiva Bolkestein. La riassegnazione deve avvenire entro la fine di quest'anno, ma mancano all'appello criteri nazionali. Non tutti però hanno aderito allo sciopero. La spaccatura tra le varie associazioni è netta. Assobalneari non ha aderito per non penalizzare migliaia di consumatori che hanno scelto gli stabilimenti balneari italiani per le loro vacanze. Scarichi fognari e divieti di balneazione. La costa della Cese, alle porte di Catania, è tra le più belle della Sicilia, eppure deve fare i conti con una serie di problemi che allontanano i bagnanti. Orazio Longo. Si guarda ma non si tocca, almeno non è consigliabile secondo Goletta Verde, che su 25 campioni di acqua blu prelevata in Sicilia ne conta 10 inquinati o fortemente inquinati, in alcuni casi con il rischio di escherichia-coli a causa della presenza di scarichi fognari nelle vicinanze delle spiagge. Acitrezza, in provincia di Catania, è uno dei borghi più belli d'Italia, ma deve fare i conti con 2 divieti di balneazione. Il mare di fronte all'isola Lechea ai Faraglioni è pulito, però, rassicura il sindaco. Facciamo controlli in continuazione, non c'è nessun rischio, lo dice anche l'area marina protetta. Sì, quella è una zona dove io faccio il bagno molto volentieri, con la maschera, le pinne, e dove puoi vedere piccole cernie vicino a riva.
Ma il problema scarico-fognature c'è. È inutile negarlo questo. Un paio, 2 o 3 discarichi secondari, quelli che dovranno essere intercettati dal collettore che dovrà portare le fogne a Pantano d'Arci. È chiaro che è una situazione che va risolta. La risoluzione di questa situazione è legata al completamento dei lavori del collettore che deve portare le fognature da Capomolini, Tuttacci Castello fino al depuratore di Pantano d'Arci. Al porticciolo di Capomolini sono diversi i segnali di divieto di balneazione come questo. Ma non si scoraggiano i bagnanti. Da troppi anni siamo in infrazione, il depuratore non è stato realizzato, però non ci sono rischi per il cittadino che fa il bagno. Ad oggi le acque sono pulite, gli unici cartelli che parlano di divieto di balneazione si riferiscono ad aree portuali dove il divieto di balneazione, come dire, è legiferato dal codice della navigazione. La siccità non abbandona la Sicilia, malgrado le piogge dei giorni scorsi. Gli invasi sono ancora a secco, resta critica la fornitura di acqua potabile in più province. Il sindaco di Agrigento dice che ci sono 4 pozzi mai utilizzati. Giusy Lazzara. Siccità in Sicilia che resta grave, a farne le spese non solo le famiglie ma anche gli invasi di raccolta dell'acqua. Solo nel Palermitano il lago di Piana degli Albanesi ormai quasi a secco, ridotto a una pozzanghera, così anche a Rosamarina e a Caccamo per metà asciutto. Grave la situazione nell'invaso Poma, dove le colonnine di segnalazione sono scoperte con una perdita di quasi 12 milioni di metri cubi. E non sono bastate le piogge di questi giorni per far salire il livello degli invasi ormai a secco, qualche beneficio solo per l'agricoltura. Del Calatino le piogge hanno portato un beneficio in una zona dove ormai la scarsità di acqua è diventata molto grave. Queste piogge porteranno benefici alle riserve idriche, al momento non sono attesi grossi apporti agli invasi proprio perché i terreni sono molto secchi. Enna, Caltanissetta e Agrigento, qui in particolare si soffre ormai da mesi per l'assenza di acqua nelle case. Sono scesi in 3.000 nella marcia di protesta per chiedere interventi urgenti. Adesso anche il sindaco di Agrigento non ci sta. Ho anche individuato 4 pozzi nel territorio di Santo Stefano di Quisquina, scusate, pozzi esistenti ma mai utilizzati. Ecco perché io è vero che non parlo, ma io le note che faccio non le pubblico. Già più di una settimana fa questa nota è stata inoltrata a Palermo. Questi 4 pozzi, ripeto, sono esistenti, devono soltanto essere incanalate nelle nostre condutture. Ed è stata un'estate segnata anche dalle polemiche sulla gestione dell'acqua. Per tamponare il problema dell'emergenza idrica a Castellammare del Golfo, nel Trapanese, il sindaco Giuseppe Fausto ha firmato un'ordinanza che autorizza per un mese il trasporto dell'acqua non potabile prelevata da pozzi privati destinata a abitazioni civili, ristoranti, bar e alberghi, ed è scontro con l'ASP di Trapani che non ritiene sostenibile l'uso per possibili residui inquinanti proprio contenuti nell'acqua. Sul caso della condotta di riuso mai completata nella Piana di Catania, a cui abbiamo dedicato recentemente un'inchiesta, Sinistra Italiana annuncia che depositerà un esposto alla Procura etnea. In piena emergenza siccità, sottolineano Giolì Bindigni e Marcello Failla, ogni giorno di ritardo nella realizzazione della condotta che dovrebbe portare l'acqua depurata da Pantano d'Arci a una vasca di Lentini è drammatico. Invasi in Sicilia in progressiva agonia, dicevamo, con pure i pesci da traslocare. Se muoiono, l'acqua dei bacini Fanaco, Ragoleto e Ancipa non potrà essere utilizzata per fini potabili, per bere. Quindi carpe, persici, carassi saranno trasferiti nel Biviere e nello Sciaguana. Roberta Lunghi. Eccoli i resti di un pesce morto nel lago di Piana degli Albanesi e poi l'immagine di pesci morti nella riserva orientata del Biviere di Gela. È il segnale pericoloso di una moria a causa dello svuotamento degli invasi siciliani, molti pericolosamente vicini alla soglia minima per garantire la vita alla fauna ittica presente. La ripercussione è che se i pesci muoiono negli invasi, quell'acqua non potrà essere utilizzata per usi potabili e questo in tempo di grave siccità è un problema da risolvere. Così gli enti
Infatti i gestori di Fanaco, Ragoleto e Ancipa si preparano al trasferimento di tonnellate di pesci dai 3 invasi siciliani quasi a secco, accogliendo l'invito dell'autorità di bacino della presidenza della regione. Carpe, persici, carassi verranno trasferiti in 2 bacini, lo Sciaguana in provincia di Enna e Lago Biviere di Lentini in provincia di Catania. Dell'intervento si occuperà Siciliacque, affidando incarico a Macrostigma di Noto con anni di esperienza nella tutela dell'ambiente. Il tempo stringe e il lavoro, primo caso motivato dalla crisi idrica, si prospetta urgente. Gli animali verranno catturati con nasse o reti a parete, portati nell'acqua bassa, messi con dei secchi in vasche con temperature e ossigenazione apposite e poi caricati sugli autocarri. Prima dell'immissione nel nuovo invaso ci vorranno certificazioni veterinarie sull'assenza di malattie infettive. Messi in salvo i pesci, sarà possibile utilizzare i cosiddetti volumi morti delle dighe per mitigare gli effetti della siccità, mentre qualche piccolo segnale di miglioramento è arrivato dalla Sicilia orientale, grazie ai centimetri di acqua caduti recentemente, accolti da molti come una benedizione. A Catania la playa balza alle cronache non per la bellezza del suo mare, ma per l'inciviltà della gente, capace di provocare una mega discarica nel parcheggio della spiaggia libera numero 1. Seguono polemiche, minacce e multe. Tonino De Manna. Ieri il video shock su TikTok con la montagna di rifiuti alla spiaggia libera numero 1 della playa, in nottata, la maxi operazione di bonifica, in mezzo il post di accuse del sindaco trentino indignato che è arrivato addirittura a minacciare la revoca della concessione delle spiagge comunali alla Stella Polare, a sua volta multata per errato conferimento dei rifiuti. Così la playa balza alle cronache non per la bellezza del mare, ma per l'inciviltà della sua gente, capace di provocare una mega discarica nel parcheggio della spiaggia libera numero 1. Ed è anche beffardo il cartello posto a suo tempo dall'associazione Plastic Free, che da anni si batte per pulire e far mantenere pulito il litorale catanese. Oggi bisogna prendere atto che la prevenzione non serve più, occorrono le maniere forti e quindi la repressione. La Polizia Municipale, sezione ambientale, ha multato così il gestore della spiaggia libera numero 1, colpevole di non aver rispettato gli orari ed il modo di conferire rifiuti. La scorsa settimana, per lo stesso motivo, era stata verbalizzata la spiaggia libera numero 3. Non ci sta l'associazione Stella Polare, che respinge al mittente le accuse, sottolineando che è impossibilitata a controllare tutto e tutti, specie nelle ore notturne. È chiaro, sottolinea Stella Polare, che non tutti i rifiuti appartengono a noi, anzi noi subiamo danni come l'incendio di un cassonetto per la raccolta del vetro. Si vedrà. Intanto è in azione la Polizia Municipale, che sta presidiando il viale Kennedy con un servizio ad hoc mirato a stanare i protagonisti del sacchetto selvaggio, con multe a partire da 333 euro. Non certo bruscolini. Castello Ursino, ipotesi di referendum per abolire la ZTL, la pedonalizzazione. Confermate le preoccupazioni di residenti e commercianti che accusano questa è desertificazione, non pedonalizzazione. Tonino De Manna. Un referendum per abolire la ZTL a Castello Ursino. Lo chiedono a gran voce cittadini e commercianti che già nutrivano forti perplessità sulla chiusura al traffico del perimetro di Piazza Federico II di Svevia. Ad un mese di distanza dall'avvio della pedonalizzazione, i dubbi sono più che fondati, divenendo una triste realtà. A Catania pedonalizzare corrisponde a penalizzare. Guardate la piazza. Almeno c'è un calo del 50%. Questa piazza da giugno è deserta e la tendenza è a desertificarsi ancora di più. A parte qualche eccezione legata ad alcuni eventi organizzati dal Comune di Catania, la zona del Castello Ursino resta desolatamente vuota e quando andranno via gli ultimi turisti, cioè a settembre, la situazione sarà drammatica, con numeri da profondo rosso. E certe pedonalizzazioni, soprattutto in aree come il Castello Ursino, che sì fanno parte del centro ma sono più defilate, rischiano di creare il risultato opposto da quello voluto. Serve un piano del traffico alternativo ed una viabilità che preveda un migliore utilizzo dei mezzi pubblici nelle aree sottoposte a chiusura, altrimenti si corre il rischio che altre saracinesche si abbassino per sempre, mettendo a rischio altri posti di lavoro in una città che certo non brilla alla voce occupazione.
Restiamo a Catania e vediamo qualcos'altro. Da anonimo parcheggio in asfalto a spazio moderno incastonato nel barocco. Così si presenta oggi, eccola qua, piazza Cardinale Pappalardo, già a Duca di Genova, a 300 metri di Piazza Duomo. La prima immagine era come era prima, ora come è adesso. L'intervento di riqualificazione ha previsto una nuova illuminazione a LED, vedete, è una parte pedonalizzata per la presenza di reperti archeologici nel sottosuolo. Comunque non è stato possibile piantumare alberi, ma le panchine circolari che vedete fungono da vasi di grande dimensione. La pavimentazione ha caratteristiche drenanti per assorbire parte delle acque in caso di pioggia. È veramente una nuova bellezza destinata a diventare meta di tanti turisti, come ha commentato il sindaco trentino. Dopo quasi 13 anni per noi è come vivere un sogno, così i dipendenti della ex Bluetech dopo l'approvazione del piano sull'occupazione allo stabilimento di Termini Imerese. In 530 saranno assunti dal gruppo Pelligra, pensionamento anticipato per 183. Desiree Ferlito. Per noi che siamo addetti ai lavori, vivere queste emozioni di questi giorni sembra di essere all'interno di un sogno. Dopo 13 anni questo stabilimento ha la possibilità di ripartire ed diventare di nuovo un polo produttivo per come noi lo conoscevamo. È un risveglio pieno di sogni per i 533 lavoratori ex Bluetech dopo l'approvazione del piano di occupabilità in Sicilia, che destina 30 milioni di euro del Fondo Sociale Europeo per chiudere una vicenda fatta di incertezze e delusioni lunga 12 anni. Possa dare sviluppo al territorio anche per i nuovi giovani, ma soprattutto anche per quei lavoratori dell'indotto che sono stati i nostri colleghi che sono rimasti fuori dal tessuto produttivo e quindi avere anche loro un'opportunità. 350 ritorneranno a lavorare, saranno assunti dal gruppo Pelligra, aggiudicatario del bando, con l'impegno della Regione a supportare la loro riqualificazione. Per 183 lavoratori, considerati in eccedenza, la pensione anticipata. Questo è il verdetto definitivo dopo 12 anni di cassa integrazione ordinaria e straordinaria fra Fiat e Bluetech per i lavoratori dello stabilimento di Termini Imerese. Soddisfazione piena dalla politica. Con questo provvedimento chiudiamo definitivamente una storia carica di incertezze per i lavoratori dello stabilimento ex Bluetech e per le loro famiglie, dice il governatore Schifani. Adesso bisogna vigilare affinché gli impegni assunti vengano mantenuti, continua il governatore. Abbiamo trovato la soluzione per fare di nuovo di quel luogo un centro produttivo, dice il ministro Adolfo Urso. Nessuno resterà indietro. La Regione ha istituito una commissione per verificare lo stato di efficienza dei 56 pronto soccorso siciliani. Un organismo composto da personale medico e sanitario dovrà completare la ricognizione entro 90 giorni e presentare una relazione finale sulle difficoltà e i punti di forza. Il governo decida l'emergenza nazionale per la situazione di calamità provocata dagli effetti delle eruzioni dei vulcani siciliani. La richiesta di Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera, con una interrogazione al Ministro per la Protezione Civile. Servono misure straordinarie, insiste Faraone, per aiutare economicamente le aziende e le amministrazioni comunali colpite. Ladri gentiluomini in azione ad Aragona, vicino ad Agrigento. Una banda di malviventi entra in un'abitazione, una donna li mette in fuga, coraggiosa, e loro, andando via, la rassicurano. Davide Sardo. L'hanno ribattezzata la banda dell'Audi grigia, l'auto con cui un gruppo di rapinatori da settimane svaligia case e villette tra le province di Trapani e Agrigento. Hanno messo a segno colpi a Partannes, alla Paruta, a Montevago e anche in una villa alla periferia di Aragona, a cui si riferiscono queste immagini. Hanno agito ieri poco dopo le 10, incuranti che si fosse di mattina. Le telecamere di videosorveglianza hanno registrato il blitz, il sopralluogo dell'Audi. Poi uno dei tre, a viso scoperto, suona il campanello per accertare se ci siano persone dentro. Non risponde nessuno. Un cane abbaia, ma loro non si impauriscono e gli spruzzano qualcosa addosso per tenerlo a bada.
Forzano il cancello elettrico, irrompono in casa ma si imbattono per sorpresa in una donna che urla a squarciagola, convincendoli a desistere. Prima di andarsene i ladri addirittura la rassicurano. I video sono al setaccio dei carabinieri. È incredibile, ma è vero. Siamo allo spettacolo La voce di Fiorella Mannoia, accompagnata per la prima volta da un'orchestra sinfonica questa sera alla Villa Bellini di Catania. Le donne, come sempre, al centro del suo universo musicale. Roberta Lunghi. È così, allora Fiorella Mannoia stasera a Villa Bellini, domani a Palermo, lunedì a Tindari, noi facciamo una breve pausa, tra poco il calcio, Catania al bivio, nel pomeriggio scade infatti il termine per il deposito delle garanzie finanziarie e poi naturalmente il calciomercato. State con noi, vi aspettiamo. Al calcio sono ore di grande attesa a Catania per il futuro del club. Scade oggi infatti il termine per il deposito delle garanzie finanziarie della società. Sergio Colosi. Catania dentro o fuori. Alle 17 di oggi scade il termine perentorio per il deposito delle garanzie finanziarie a copertura del monte ingaggi di calciatori e staff tecnico sotto contratto. Due le opzioni: il deposito di una fiduzione integrativa oppure la sottoscrizione con la Lega Pro di un escrow account che equivale alla garanzia fideiussoria. Ipotesi necessaria nel caso di sforamento, come per il Catania, del massimale di 1 milione di euro del monte ingaggi. Al momento non trapela alcuna certezza in merito al rispetto della scadenza. Il silenzio dei vertici dirigenziali non alimenta segnali di ottimismo, tutt'altro. Se dovesse essere depositata oltre i termini, Catania è penalizzato di un punto in classifica con l'esigenza di rinegoziare i contratti dei nuovi acquisti. Fin qui gli aspetti tecnici, ma c'è una Catania calcistica che si sente tradita dal presidente Ross Pelligra, che sulla vicenda non è intervenuto. L'ha fatto la Pelligra Italia Holding, scindendosi dal Catania Football Club e alimentando nuovi dubbi e incertezze. Delusi i tifosi che hanno sottoscritto l'abbonamento per un Catania da protagonista e invece il budget è stato ridotto del 40%. Delusi anche Toscano e Faggiano che hanno scelto Catania per prospettive di vertice. La vicenda diventa anche caso politico. Il deputato regionale MPA Castiglione, rivolgendosi in una nota a Pelligra, chiede che sia rispettoso della fiducia accordata dai catanesi e che faccia chiarezza sulle vere intenzioni del suo gruppo imprenditoriale nei confronti del Catania, ricordando gli sforzi della politica per ammodernare lo stadio Massimino, divenuto anche sede del club. La città e la tifoseria meritano risposte concrete, conclude Castiglione. Vedremo, intanto il Palermo è scatenato sul mercato, dopo Apua ha preso anche Verre. Per il centrocampista si tratta di un ritorno in rosanero. A Trapani è in arrivo Carriero, Messina tutto ancora in alto mare. Marco Cullà. Dopo Apua anche Valerio Verre, il Palermo è scatenato sul mercato e mette a segno un altro colpo per il centrocampo. Torna il rosanero Verre che nella scorsa stagione aveva indossato la maglia della Sampdoria. Il Palermo quindi rinforza anche la zona mediana con un innesto che già conosce l'ambiente. Per lui infatti si tratta della terza parentesi in rosanero. La caccia al terzino sinistro continua, così da avere un'alternativa a Lund per un campionato che si preannuncia infuocato. In tal senso il Palermo si è mosso su vari fronti. Il nome nuovo è quello di Andrea Bozzolan del Milan, destinato alla C con l'Under 23 rossonera. Per il rosa, primo impegno ufficiale, intanto domenica al Tardini contro il Parma, gara di Coppa Italia. Coppa Italia, ma di Serie C per il Messina, che domani sfiderà il Crotone allo Scida. Ancora caos nell'ambiente giallorosso, con una squadra tutta da costruire. Trapani ancora protagonista sul mercato. Dopo aver annunciato Lescano, in arrivo dal Cittadella c'è Giuseppe Carriero, un rinforzo importante per il centrocampo, accordo biennale addirittura d'arrivo. Granata impegnati domani in Coppa Italia a Cava dei Tirreni alle 21. Noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, appuntamento alle 20, buon pomeriggio.